Eccellenza, qual è il significato di questa giornata? Ormai è una giornata tradizionale quella che viviamo. È un giorno di compleanno, quindi ogni anno si ripete. E il compleanno è del villaggio e quindi di tutti quelli che sono legati al villaggio. E questo è il significato, dato che il villaggio guarda agli ultimi, è la giornata degli ultimi. E qui c'è spazio per loro e per un giorno almeno vivono un momento di non soltanto di soddisfazione della fame, ma di comunità, di accoglienza. E credo che questo dia loro qualcosa che è di più che il cibo che oggi così buono mangiano. Come va la vita, le serate, le notti qua al dormitorio? Sono sempre molto vivaci perché i nostri ospiti quando arrivano sono molto stanchi, però poi dopo il primo caffè incominciano poi a parlare, ci coinvolgono un po' nelle loro giornate un po' particolari. Contate che tanti arrivano anche dall'estero, quindi o che partono poi il mattino dopo per andare nel resto d'Europa, per cui noi rimaniamo un po' così ad ascoltare i loro racconti, però sono persone che noi poi rivediamo con piacere quando poi tornano, che stanno bene, che insomma, la loro vita non è migliorata a livello economico e sociale, però affettivo, loro sono contenti di tornare da noi e noi di rivederli e che soprattutto che stanno bene, perché poi la vita di strada è sempre molto difficile, soprattutto per le donne. Che cosa vi dice a voi, a te personalmente, un'esperienza come questa? Ma è un'esperienza importantissima perché si riscoprono i veri valori delle cose che abbiamo. Per noi sembrano molto banali, ma solo una doccia, un caffè in compagnia è fondamentale. Più che altro per persone che stanno magari tutto il giorno sole, in giro su treni, autobus, non è facile. Avere un punto di ritrovo alla sera, un punto sicuro, è importantissimo.